Nelle bollette credo, soprattutto nelle bollette, sì. Anche i supermercati, per esempio, c'è un supermercato che non vado più, uno marchiato, dove prima andavo spesso. Quali sono i prodotti più cari che hanno subito più aumenti, secondo lei? I prodotti base, su quelli ho notato di più, sugli alimentari quotidiani. Il carovita si sperimenta nei piccoli acquisti quotidiani dagli alimenti base come burro e caffè, per esempio, che sono i prodotti che hanno subito gli aumenti maggiori nel carrello della spesa, ma anche pane e carne. Lei dove ha trovato più rincari? Nella frutta e nella verdura, che io prendo fresca dal fruttivendolo e lì è aumentata, mi costa più della carne. Padova è la quarta città più cara d'Italia e la prima nel Veneto, secondo la classifica stilata dall'Unione Nazionale dei Consumatori, che ha confrontato i dati Istat dell'inflazione di febbraio. In un anno il costo della vita è aumentato di 617 euro a famiglia. Dappertutto, a partire dalle bollette, carni, al ristorante, non le dico, insomma dappertutto. Bollette 100% e anche sulla quotidianità, le spese quotidiane, quindi alimenti piuttosto che benzina, tutto quello che insomma riguarda la vita di tutti i giorni. Aumentano le bollette di acqua più 11%, ritornano i rincari di gas ed elettricità. Ad aumentare sono anche i settori non di prima necessità come i gioielli più 35,6%, i servizi ricreativi e sport più 18,5% e i pacchetti vacanza più 12%. Dov'è che ha trovato rincari lei nella spesa? Dappertutto. Mi interessa No. perché io pago e basta.